Proclamato a Villa Carpenade il nuovo segretario della UILM della provincia di Belluno. La scelta è caduta su Antonino Colombo, siciliano di nascita ma veneto di adozione, che subentra a Michele Ferraro. Edin Bosch, ex Manfrotto, ACC, Coston Epta, Diab, Ceramica Dolomite, Safilo sono alcune delle situazioni aziendali che, sia pur per ragioni diverse tra loro, sono state affrontate negli ultimi anni. Mi impegno per rilanciare la Wilm in un territorio come la provincia di Belluno, dove i metalmeccanici hanno una rappresentanza importante in un momento storico di cambiamento, perché siamo in un momento di trasformazione delle aziende a livello industriale e anche di capacità produttiva e imprenditoriale. Una situazione non di crisi, ma nemmeno di tranquillità, i cui contorni ci vengono descritti dal segretario nazionale. Siamo in una fase molto difficoltosa, transizione ecologica, cambiamenti epocali, crisi che investono settori determinanti e noi dobbiamo senza se e senza ma continuare la nostra iniziativa, le nostre battaglie per far sì che questo territorio, che non soffre difficoltà occupazionali, ma soffre invece difficoltà legate proprio al tipo di tecnologia, al tipo di socialità, al tipo di prospettiva che ci abbiamo di fronte, e quindi noi dobbiamo continuare ad essere presenti e soprattutto continuare a dire quello che noi pensiamo. Un paese per poter ripartire, un territorio per continuare la sua condizione di ricchezza, deve poter difendere il lavoro, rilanciare soprattutto la manifattura che in questo momento è sotto attacco per diverse ragioni.